Oggi l'Istituto Tecnico Economico Gioacchino Russo vede un evento molto importante. Stiamo premiando e stiamo celebrando il lavoro di una classe, la quinta FM, che ha vinto un premio nazionale più premi locali con un progetto nato nell'ambito del PCTO con Unicredit contro la violenza economica di genere, quindi per l'indipendenza economica delle donne. Un tema culturale importantissimo che vede tanti stereotipi tutt'oggi, soprattutto in determinati territori, che considerano normale che una ragazza non sia indipendente autonomamente, che la moglie guadagni ad esempio meno del marito o addirittura che la moglie stia a casa mentre il marito va a lavorare e porta il guadagno a casa. Il tema è importante ed è un tema a carattere culturale ed educativo. Tocca alla scuola sconfiggere questo pregiudizio e istruire ed educare le giovani generazioni alla vera, alla reale parità. Non è ammissibile che una ragazza debba ricorrere al bancomat o alla carta di credito del partner per andare a fare gli acquisti di, ad esempio, un mascara o un rossetto, cosa che purtroppo oggi avviene molto e avviene frequentemente. I ragazzi della classe hanno ideato una associazione che si chiama Voci Silenziose Soluzioni Audaci, che promuove l'indipendenza economica femminile, un'associazione che è stata premiata dal management nazionale di Unicredit con il premio Best Goal per la sostenibilità per il 2024. È un premio che ci rende particolarmente orgogliosi e che rafforza ancora di più l'identità di questa scuola dell'Istituto Tecnico Economico. Lo siamo e lo vogliamo essere fino in fondo.